Ecco qua, intanto mi accompagna ancora questo muro, che probabilmente è un muro di recinzione per il bestiame o non lo so, per delimitare il terreno, però forse questo qui era funzionale al controllo del bestiame. Guardate che bel muro, a parte che è alto, sarà alto almeno 1,5 metri. Bello, è difficile trovare muri così intatti ancora. Eccomi, guardate qua su, salgo, mi faccio un'altra pezzetto di strada, poi salgo sopra il nuraghe per vedere un po'. Ero curioso di vedere l'ovile, ma sono lontano. Ah, eccolo, guardate che muri. Cavolo, è qui sulla parete di fronte a me. No, non ci salgo, vado direttamente al nuraghe. Però ecco, da qui si vede. Ora non c'è più nessuno, però. Allora, non vedo, diciamo, per ora passaggi, quindi mi arrampicherò qua sopra. Magari poi, una volta che sono su, ovviamente troverò un sentiero bellissimo, pulitissimo, però non avendocelo adesso sott'occhio mi avventurerò. Aiuto, sono quasi arrivato. Devo solo superare questo mattone di spine di Cristo, che è diciamo, il problema principale di questo tipo di attività, che te stai seguendo una traccia, magari anche un sentierino debole ma definito, e poi ti trovi davanti questi blocchi di spine di Cristo che un po' mettono alla dura prova l'intera operazione. Comunque ci vediamo su. Eccolo, è là, è lui, è arrivato. Cominciano già da qua le tracce delle strutture, che poi non so se sono proprio del nuraghe propriamente detto, o magari di delle abitazioni che erano adiacenti alla struttura principale. Io quello che farò, mi riprenderò, mi siedo un attimo, mi riposo. Nel frattempo tiro su il drone e vi faccio godere lo spettacolo dall'alto, e magari si vedono anche meglio le strutture e cosa rimane. Poi a fine video parleremo un po' di quello che abbiamo visto.